Sindaco, qui a Cison di Valmarino è iniziato un progetto molto particolare che ha unito comune, proloco, attività commerciali, ma soprattutto artigiani. Ci può spiegare qual è l'iniziativa che avete ideato? Sì, siamo molto orgogliosi perché oggi vede la luce, dopo 2 anni di lavoro, il percorso artigiano. Grazie alla preziosa collaborazione con Proloco, le opere che negli anni sono state donate al comune e alla Proloco dagli artigiani che hanno lavorato a Cison, che hanno avuto contatti con noi e che hanno lasciato qui le opere, vengono aperte, vengono messe a disposizione, non stanno più in un archivio, ma stanno all'interno delle attività commerciali dove è possibile visitarle, e il percorso è disponibile con una scheda descrittiva di ogni opera sul sito Cison Borgovivo. Quindi una grande soddisfazione per questa manifestazione di sinergia effettiva e concreta del territorio tra attività commerciali, associazioni e amministrazione. Un progetto che si affianca anche a una mostra che è stata appena inaugurata, che racconta proprio l'essenza del territorio. Ci può magari illustrare di cosa si tratta? Sì, anche qui un'opera artigiana artistica, il muretto a secco, di cui il nostro territorio è ricco, viene valorizzata e raccontata da un fotografo che il nostro territorio lo conosce bene, Arcangelo Piai, e cerca di raccontarci nei pannelli illustrativi e grazie ai suoi scatti quella che è un'arte affascinante, anch'essa patrimonio UNESCO, quella della costruzione dei muretti a secco. Si può dire quindi che con queste iniziative Cison di Valmarino si autocandida come piccola capitale dell'artigianato? Lo sta facendo da anni grazie al prezioso lavoro della Proloco. Noi ci inseriamo modestamente per dare il contributo in questa identità che ormai ci appartiene. Un invito a chi ci guarda per venire ad aderire a queste iniziative? Beh, c'è tanto da scoprire, c'è tanto da vedere in ogni stagione. Abbiamo queste 2 nuove proposte per cui la primavera non può che essere targata Cison, vi aspettiamo.